Buonasera e benchiatas con Gnovis, il deputato dalla Lega Lorenzo Fontana all'estate eletto presidente della Chiamara. Lo ha proclamato presidente provvisorio dell'Assemblea di Montecitorio, Ettore Rosato. Fontana ha avuto 222 voti, i votanza sono stati 392, la maggioranza necessaria ieri di 197. Onorevoli colleghi, sale con forte gratitudine e grande commozione che sveveli per la fiducia o ringrazio cui che mi ha votato, ma anche cui no, al sarà un onore per me di reggere il Parlamento. Così Fontana in tal suo intervento dopo la proclamazione. Anche che la Camera dei Deputati gliela debuine la prima, o sin da ora la indenanta la svelte, o sono contento o fargli smes congratulazioni a Fontana e a la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Antimoni in broi quintri anzians che queste volte gabassi in tal che tirava in furbe sul bancomat che le finito con la denuncia per robarie a une cubie di pregiudicati dalla provincia di Monza e Brianze. I due, un uomo di 51 anni e la sua compagna, sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Pordenone che si era mettuta sull'Isloro Olmis dopo una segnalazione dal mese di aprile. Una femmina di 79 anni di Pordenone era stata svicinata di un uomo che faceva crodi in maniera gentile che la tessera dal bancomat era stata bloccata dentro dalla fessura da sportello, si era proferito per aiutare a recuperare la tessera. In realtà ti hanno rubato il bancomat che hanno doprato dopo partita furbes per 1.250 euro. Beccazza fa entrare illegalmente in Italia 32 persone, 2 passeri sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per favorire l'immigrazione clandestina. Un cittadino italiano è stato intercettato d'ogni dal vecchio pass di confine di Chiaserosse dentro di un furgone con 32 persone di divinince asiatiche. Alla tentata di schiampare, ma è stato fermato. La stessa roba la città di fa un cittadino rumeno, è entrato in Italia col furgone, ma beccato dentro di una macchina che faceva di staffetta. È stata bloccata dalla polizia di frontiere e i 2 passeri sono stati smenati in prigione a Gurizze, i loro veicoli sono stati sequestrati. Anche se i servizi sono già in vore di purtroppo smesso, la nuova sede dall'utility pubbliche AET 2000 che gestisce i servizi di raccolta e smaltimento delle scovaccis in 79 comuni furlans con 230.000 abitanti e è stata creata Osgnota Pucciui. La società di rete di Luciano Aita ha scelto di recuperare una struttura commerciale di lungo la strada regionale. AET 2000 in tal 2007 è stata la prima ad operare il modello di raccolte porte a porte che le ha portate in DDUE a superare fino al 75% di materiale differenziato. Una scelte positive per l'ambiente che ha portato anche a un contenimento delle tariffis con 103 euro di costa per omme all'anno risulta in più bassi in regione. Il plan industriale al previot News Investiments per 5 milioni di euro sull'impianto di selezione di Rives d'Archian. Il Comune di Tomiecia ha mandato fuori une ordinanze per invitare gli utenti dal servizi idrici dalle frazioni di Dimponce e Chiadunè a fare laghi a uso alimentare. Di un controllo fatto dai tecnici dalle aziende sanitarie e universitarie dal Friul centrale su un campione di aghe prelevate dalla fontane pubbliche di Dimponce è saltato fuori il manchiato rispetto di qualche parametri di potabilità, di cui la comunicazione dal Comune che ha dato fuori l'ordinanza alla popolazione dalle dos localitas. Avaresi di partì in curta i lavori di ristrutturazione dalla prigione di Udin. Timp Sis Botmesh alla fatta Savevue, il garante dei diritti dei prigionieri Franco Corleone, ovarin una nuove vie spalato, ma in bande dall'Islus sulla chiesa circondariale della capitale furlane non manchi in Lisombris. Corleone al denuncia seri problemi sulla qualità e la quantità della mangiadoria servita e venduta ai prigionieri. Più di qualche volta sono arrivati savariadis e schiadudis. Sin da fevelato e di mattina, in un incontri a Palazzo da Ronco, dove sono stati esclamati sdogni e le associazioni dal terzo settore che lavora in dentro dalla struttura.
La figura dall'agricoltore, il lavoro in tal settore primario sono stati tanti svolti svalutati, nulla di più sbagliate, no, dove perché le attività agricole oggi vengono il nostro sostentamento, ma anche perché con tutte le tecnologie e l'innovazione che sono stati introdotti in tal comparte e è venuto fuori una grande domanda di posti di lavoro di rilevanza, non dome di laureati, ma massime di personale tecnico. Lis prospettivi, dunque, per i nostri giovani che lavorano a queste strade saranno positivi e probabilmente più solidi che gli altri settori. Lo ha detto l'assessore regionale alle risorse agricole Stefano Zanier alla presentazione della convegna regionale numero 49 dai messi dal lavoro dal Friuli Venezia Giulia UE a Cividate in tale aule magna dall'Istituto Tecnico Agrario Statale Paolino d'Aquileia, dedicate a Il Friuli Venezia Giulia e il vino, una storia destinata a durare. Videomemorie del Friuli, il progetto fatto dalla Società Filologiche Furlane è arrivata al momento finale con iniziative che saranno in denante fino a domenica per 3D al Museo Etnografico del Friuli Udin. L'obiettivo è quello di valorizzare i voti documentari fatti dal 1972 al 1975 di Olivia Verso Pellis e Andreina Nicoloso Ciceri per documentare qualchiduna dalle tradizioni popolari più importanti dal Friuli. Sintigni il direttore delle Filologiche Furlane, Feliciano Medeotte. Il progetto Video Memories del Friuli, la Società Filologiche Furlane, è intendut tornare a insiorare, a valorizzare la grande opera che è stata infammeneata dagli anni 70 di bande di studiosi Olivia Pellis e Andreina Nicoloso Ciceri e in qualche video anche di bande di novelle Aurora Cantarotti. Come a distanza di 50 anni, review di questi video che sono stati masterizzati dall'Università degli Studi di Udin, è un lavoro importante perché nos permette di riconoscere e di review del Friuli, c'è molto che l'ere, con le sue tradizioni, prima del terremoto. Dome che come sono passati 50 anni e dunque anche le iniziative delle tradizioni popolari sono un lavoro riveduti e rinsiorati. E proprio perché questa è la seconda parte del progetto Videomemoria del Friuli, ci ha permesso di conoscere e di riportare questi documentari in dove che sono stati girati. Vengono stati in località di Lucinis, di Budoie, di Ciuciuvinte, e di Dert e anche in Tesvals dal Nadison. Questo progetto come ci permette anche di insiorare e di viodare in daur i ricordi di un tempo che viene come ricordato di bande dei stessi protagonisti 50 anni dopo di questo progetto. Questo progetto naturalmente ci permetterà di avere un patrimonio video, un lavoro importante, digitalizzato e anche di poterlo mettere a disposizione di tutta la comunità furlane, sia da siti filologiche ma anche su altri supporti e spero anche con gli autori di Telefriuli. E come spazi alla rubrica Gnovis dal Monte. Nuove produzioni dall'ente Friuli Palmonte in occasione del centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, alle documentari La Rosada e la di Lut nel Friuli del giovane Pasolini. L'opera, dalla regista furlane Roberta Cortella, è dedicata agli anni di giovani passati in questettiere che hanno sticciato il studio e l'amore di Pasolini per la lingua furlane. Il documentario è già stato presentato queste settimane a San Francisco, in Stati Uniti e a Marbella, in Spagna, in grazie della collaborazione con i Fogolars dal Puest e venirà proiettata a Londra e Savide Cuvegn in occasione del congresso dei giovani scorregionali dal Friuli Venezia Giulia dal titolo Il giovane Pierpaolo Pasolini in Friuli. In Spiete, dalla prima regionale, il documentario sarà presentato anche al Fogolar Furlan di Roma ai 20 di ottobre e ai 6 di novembre a Buenos Aires in occasione dal 95esimo anniversario dalla Sociedad Friulana, prima di arrivare in tutti schesatris comunitas furlanis Palmonte. Allora vi ho detto insieme il trailer dal documentario.
Le radici di un poeta affondano nella terra che ha nutrito i suoi versi, nei paesaggi vivi e sonori che lo hanno ispirato. Pierpaolo Pasolini nacque poeta in Friuli, assorbendo la linfa di una lingua dolce e antica, come questi spazi infiniti. Il friulano di questa terra illuminò la poesia di un giovane Pasolini. Le sue opere si fecero interpreti di questi luoghi e ancora oggi i suoi versi ne rappresentano la guida ideale. Giasarsa, da che l'usor di estat che non mor mai, blanca e sec come la cialsina, e la iotka vicina, e io frut, con li barghesis e li mais, dalla ciarca mi trima. E anche per usgnota le tutte, Gnovis al torne l'unis, sempre snufman col vigno sozzere. Mandi e buone serate, di Viodisi.